Ciao, amanti di azzurre. Benvenuti a un'altra newsletter del nostro amato club. Prima di addentrarci nelle ultime notizie che stanno facendo scalpore, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Passiamo subito alle ultime notizie. La finestra di trasferimento nei principali campionati europei si è chiusa il 30 agosto, ma alcuni mercati, come quello turco e quello arabo, sono rimasti attivi ancora per qualche giorno. Nonostante la chiusura, molti giocatori famosi sono ancora alla ricerca di un nuovo club e di un nuovo contratto. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi free agent, evidenziando i giocatori che sono stati collegati a grandi club europei, tra cui una vecchia ossessione del Napoli. Agenti liberi degni di nota. 1. Mario Balotelli. Il sempre controverso attaccante italiano è ancora senza un club dopo l'ultima stagione ed è sul mercato come free agent. 2. Sergio Ramos, il veterano difensore spagnolo. Noto per la sua leadership e le sue capacità difensive, è disponibile anche dopo la scadenza del contratto. 3. Kevin Strootman, il centrocampista olandese, noto per la sua forza fisica e tecnica. È un altro nome sulla lista dei giocatori senza club. Tra i portieri spicca Keylor Navas. È stato fortemente legato al Napoli nell'estate del 2022, ma le condizioni economiche non hanno permesso di concludere l'affare. Navas, ex Real Madrid e PSG. È un portiere con una carriera ricca di titoli ed esperienze in club di alto livello, che rappresenta un'opportunità interessante per qualsiasi squadra che abbia bisogno di un portiere esperto. Infine, vale la pena ricordare che, nonostante l'interesse per Navas, il Napoli ha deciso di puntare su Alex Meret, che ha avuto un ruolo fondamentale nella conquista dello scudetto, dimostrando che anche puntare sui talenti interni può dare frutti importanti. E voi, tifosi del Milan, come vedete il mercato degli svincolati? C'è qualche giocatore di questa lista che vorreste vedere nel vostro club? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e discutiamo delle possibili mosse e strategie del club sul mercato dei trasferimenti. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.